Sapevano l'uno dell'esistenza dell'altro, Fortunato De Pero ed Eugenio Tavolara, però non si incontrarono mai. L'occasione per un confronto fra i due protagonisti delle arti applicate e del design del Novecento è offerta dalla Manifattura delle Case d'Arte, la mostra ideata dal Marte di Rovereto. Questa idea nasce innanzitutto dalla felice intuizione del Museo Marte di Rovereto, che ci ha proposto questa iniziativa, e noi l'abbiamo divisa, spezzata tra Sassari e Samogheo. Due allestimenti dunque che propongono al pubblico opere scelte di Tavolara come figure meccaniche, giocattoli, arazzi e tappeti, e poi progetti, marionette e sculture di De Pero, in una sorta di dialogo virtuale fra i due artisti. Due artisti che hanno lavorato entrambi col mondo dell'artigianato e se vogliamo anche col mondo della politica e dell'economia, ovvero hanno collaborato con le istituzioni, con l'economia, col mondo reale per fare e in questo modo hanno fatto arte. Se vogliamo c'è stato anche una sorta di triangolo, economia, arte e artigianato, e ha funzionato molto bene questa ricetta. Fino al 1° marzo l'appuntamento è al Muraz e a Palazzo di Città. Fino a marzo invitiamo tutti quanti a visitarla.